Sattovio. La nostra è una casa un po' antica e abbiamo cercato di rivalorizzarla, cercando di far vedere, di aprire la nostra casa agli ospiti, alle persone che vengono, per farli sentire a casa propria. I punti di forza sono la struttura di per sé che offre, che è molto gradita anche dagli ospiti, la pavimentazione, tutto ciò che il bed comunque offre, dalla colazione che è molto apprezzata da tutti i nostri ospiti e viene anche citata nelle recensioni che noi in genere troviamo, ecco. E poi un altro punto di forza sono i prodotti del territorio. Noi cerchiamo di offrire ai nostri ospiti tutto ciò che il territorio produce, possibilmente a chilometro zero, facendo assaggiare tutti i sapori tipici che sono presenti a Teulada. Nasce dalla curiosità di conoscere altre persone, di scambiare esperienze e di confrontarsi. Bed and Breakfast è nostro dal 2012, lo gestiamo noi insieme a nostra figlia Roberta, che durante le vacanze estive si dedica ad accogliere gli ospiti e a farli stare bene. Il periodo più richiesto naturalmente è il periodo estivo, quindi da giugno a settembre noi riusciamo ad avere le nostre camere al completo, tutto il periodo, mentre nel periodo invernale sono degli ospiti sporadici che si avvicinano nel nostro paese o per motivi di lavoro, oppure perché richiamati anche dal cammino di Sant'Uiaco, che è praticamente un parallelo al cammino di Santiago. Nel nostro territorio c'è un percorso, il Bed and Breakfast Sattovio è un punto di riposo, di ristoro per i pellegrini che continuano poi il loro percorso. Invitiamo tutti a venire a trascorrere qualche giorno o
a soggiornare da noi, perché da noi vi troverete bene, da noi troverete il sorriso, da noi troverete l'accoglienza e imparerete a conoscere il nostro piccolo paese.